Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, io ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice oggi c'è il tema, oggi fate il tema sul papà. Io penso è uno scherzo, sorrido e mi alzo, le vado lì vicino, ero contento, le dico non ricordo, mio padre è morto presto, avevo solo 3 anni, non ricordo, le sai cosa mi dice, neanche mi guardava, beveva cappuccino, non so con chi parlava, dice qualche cosa, qualcosa ti avran detto, ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri, puttana, puttana, puttana la maestra. Io sono andato al posto, ricordo il foglio bianco, bianco come un vuoto, per 20 anni nel cervello e poi ho pianto, e non so per quanto ho pianto, su quel foglio bianco io non so per quanto ho pianto. Brilla, brilla la scintilla, brilla in fondo al mare, venite bambini, venite bambine, non lasciatela annegare, prendetele la mano e portatela via lontano, e datele i baci, e datele carezze, e datele tutte le energie. Cadono le stelle, il buio e non ci vedo, e la primavera è come l'inverno e il tempo non esiste, neanche l'acqua del mare e l'aria io non riesco a respirare, e a 12 anni ero quasi morto, eri in ospedale, non mangiavo più niente, e poi pulivi i bagni, i vetri, i pavimenti, per 6-7 anni, 600 metri quadri, ta-da-da-nam, 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 ta-da-da-nam. E il mio capo mi ha salvato, lì ci sono i giochi, se vuoi puoi giocare.